Eccoci qua, siamo ritornati con voi, come vi avevo detto siamo anche in diretta naturalmente. Con noi in studio ben arrivata Maria Pistorello, segretaria SPCGIL del Veneto. Buongiorno. Allora, sono parecchie le questioni che dobbiamo affrontare insieme, ce ne sono diverse anche scottanti. Allora, da un lato il discorso dei RED e quindi tutta l'allarme che si è creato per quanto riguarda l'arrivo di questi non so, lettere di richiamo ai pensionati. Esatto, lettere di richiamo con cui appunto si intima che la pena vede il blocco dell'erogazione della pensione, quindi terrore e panico giustamente. Poi abbiamo la questione degli invalidi civili che è stata in qualche modo risolta, però dobbiamo un attimo affrontarla. Poi la questione della riforma Fornero, quindi le pensioni, la non rivalutazione di certe pensioni, alcuni che magari in una famiglia prendono 2 pensioni basse, il cumulo è superiore a quello che magari porta un unico reddito e che non è neanche rivalutato. Insomma, tante questioni che naturalmente sono di grande importanza. Non da ultimo vorrei che proprio siate voi dello SPCGIL a sottolineare l'importanza di essere molto attenti per quanto riguarda gli anziani nei confronti delle truffe. A noi sono arrivati proprio questa mattina diversi comunicati da parte anche dell'Acegas APS, erogazioni di servizi, dove si entra nelle case degli anziani proprio mettendo paura, dicendo che ci devono essere fatte delle verifiche e non ci sono canali per informare questi anziani. Siccome il veicolo televisivo delle televisioni private viene seguito da moltissimi pensionati, da molti anziani, forse anche il luogo migliore per dare degli allertamenti, altrimenti effettivamente anche loro dicono non sappiamo come raggiungerli. Detto questo, incominciamo un po' subito da vicino a vedere la prima questione che secondo me sembrava importante, quella del RED. Sì, a fine dell'anno e inizio qui 2013 sono arrivate a casa di tanti pensionati, in Veneto 55.000, secondo i calcoli proprio presi dal casellario centrale dei pensionati che è gestito dall'INPS, in cui si sollecitano coloro che hanno delle maggiorazioni sociali nelle loro pensioni o eventualmente hanno incremento della pensione dovuto al loro reddito di presentare questo si chiama modello RED, che è un modello riassuntivo dei redditi percepiti nel 2010 e quindi quelli che sono stati poi presentati con la denuncia dei redditi del 2011. La questione noi l'abbiamo seguita fin dall'inizio, siamo stati allertati immediatamente perché le sedi dello SPCGIL in tutto il territorio del Veneto, ma le sedi anche dei CAF CGIL sono state prese d'assalto da persone destinatarie di questa lettera. Parto proprio con la lettera. Sì. La lettera noi l'abbiamo subito giudicata una lettera fatta malissimo, perché è vero che viene fatta sulla base della legge. È una lettera vera questa, attenzione, questa è una lettera vera. Questa è una lettera vera mandata dall'INPS in cui si richiama una sospensione del trattamento pensionistico, delle maggiorazioni contenute nel trattamento pensionistico e poi una eventuale revoca nel caso entro il 28 di febbraio non si presentino i documenti richiesti. Diciamo che proprio nei contenuti secondo noi è una lettera che non va bene, perché i destinatari intanto sono persone anziane, pensionati, che hanno tra l'altro anche un reddito basso, quindi se uniamo proprio le due cose sono le persone più fragili, quindi all'INPS abbiamo raccomandato, già in passato l'avevamo raccomandato, di usare dei termini meno, come posso dire, aggressivi da questo punto di vista, ma al di là di questo non c'è, i pensionati e le pensionate che sono stati destinatari di questa lettera non devono avere problemi, nel senso che la loro pensione non verrà in nessun modo ritirata. Il problema è che per determinati emolumenti aggiuntivi alla loro pensione, proprio che vengono dati proprio perché è troppo bassa, bisogna presentare la giustificazione, cioè bisogna presentare i propri redditi e far vedere che si è al di sotto di un certo limite. Quindi sostanzialmente c'è stato un allarme non fondato. Esatto, diciamo che è un allarme non fondato da una parte perché rispondendo entro il termine del 28 febbraio, dopo magari sul termine dirò anche qualcos'altro, non si incorre in nulla. Sono maggiorazioni tipo l'elevazione del trattamento minimo, gli assegni familiari,
il riconoscimento di altri tipi di maggiorazione che vengono date con la pensione proprio perché tenuto conto del reddito troppo basso, che sono da presentare, erano da presentare 2 anni fa. L'INPS, facendo i riscontri con le domande presentate tramite i CAF, le denunce dei redditi, perché l'INPS dovrebbe accertarsi anche direttamente senza scomodare il pensionato dei suoi redditi, basta che guarda, per coloro che hanno fatto la dichiarazione, basta che fa il riscontro con l'Agenzia delle Entrate. Per tutte queste tipologie l'INPS alla fine, facendo il controllo di quelli dei RED pervenuti e delle denunce dei redditi presentati, facendo il controllo ha trovato che questi 55.000 pensionati non avevano mandato nulla. Il problema grosso, vorrei dirlo questo ai nostri ascoltatori, e che ci ha fatto davvero prendere posizione anche a livello nazionale con l'INPS e fare i nostri rimproveri, tra virgolette, all'ente nazionale che gestisce la previdenza sociale. Che molti di questi pensionati avevano già presentato il modello RED tramite i CAF e quindi in questo modo noi li abbiamo subito rassicurati. Hanno rifatto completamente l'operazione, però a Padova, per esempio, per fare un esempio, i nostri uffici di Padova ci hanno segnalato che quasi il 50% delle persone che sono state richiamate a presentare questo RED l'avevano già fatto. Questo non va assolutamente bene. È già il secondo anno che capita questo. L'errore quindi in capo a chi? È il capo all'INPS, al cervellone dell'INPS, lo dovranno mettere a posto, perché non è pensabile, insomma, un ente così grande, il maggiore ente d'Italia, perché oggi poi con l'accorpamento che c'è stato in seguito alla riforma Monti Fornero, l'accorpamento tra l'INPS e l'INPDAP è il maggiore ente veramente italiano, il più grande, è informatizzato, insomma è impensabile che continui a fare questi errori. Parliamo di circa 1 milione di lettere mandate a livello nazionale, di cui 55.000 nel Veneto. Sono tante e quindi insomma noi speriamo che sia l'ultimo anno che l'INPS fa di questi errori. Può sempre succedere che un pensionato magari riceve la lettera, ne ricevono tante magari lettere inutili e le buttano via. Ecco, io faccio do un'informazione ai nostri pensionati. Ogni volta che ricevete una lettera dall'INPS, prendetela e andate nei nostri uffici, negli uffici dello SPCGL, che sono tantissimi nel nostro territorio, e quindi insomma potete avere lì la risposta alle vostre domande ed essere tranquilli e non prendere paura. Senza farvi prendere dal panico, appunto, che è la cosa migliore, questo in assoluto. Allora, questa questione è abbastanza risolta, insomma, qualora ci fossero ancora delle persone che magari si rendono conto sentendoci che hanno questa lettera chiusa a casa. Basta che vanno nei nostri uffici o direttamente al CAF della CGIL che farà fare la compilazione del modello RED e telematicamente lo invierà all'INPS nazionale. Si spera che stavolta lo riceva, tra l'altro, dopo quello che... Però effettivamente sperando che lo riceva, ma comunque noi abbiamo la ricevuta che gli abbiamo mandato, quindi stiano tranquilli, se hanno il diritto è garantito e non lo perdono. Quindi alcuni giornali hanno titolato rischio di perdita pensione. No, assolutamente, insomma voglio tranquillizzare i nostri pensionati, non sono a rischio di perdere la pensione, eventualmente la maggiorazione se, beati loro, nel frattempo magari hanno, non so, avuto in eredità una bella villa, l'hanno affittata, adesso hanno un reddito elevato, ecco, in questo caso si vedranno togliere magari la maggiorazione della pensione, il trattamento minimo, però il diritto è fatto salvo. Gli invalidi civili invece, questa è l'altra questione grossa che merita un po' di attenzione. Marcia indietro dell'INPS verso gli invalidi civili al 100%. L'indennità si continuerà a calcolare solo sul reddito personale. Cioè, cos'era successo? Spieghiamo un po' bene. Anche qua è successo che l'INPS, l'INPS ogni volta che c'è una norma emette una circolare oppure un messaggio. Nella circolare numero 149 del 28 dicembre del 2012, quindi in piene vacanze natalizie, nell'emettere questa circolare che regola gli aumenti delle pensioni per il 2013, ha inserito anche questa frasetta che
appena rientrati dal Capodanno, insomma, a livello nazionale sia lo SPI-CGIL che la CGIL se ne sono accorti immediatamente e hanno chiesto immediatamente un incontro poi con l'INPS per questo. Cosa diceva questa norma? Diceva che per quanto riguarda l'assegno, l'indennità, l'assegno di invalidità da dare alle persone con la disabilità, gli invalidi civili riconosciuti invalidi al 100%, non si sarebbe più considerato il proprio reddito personale, ma si sarebbe considerato anche il reddito del coniuge, cosa che non avveniva secondo la circolare, per esempio, per gli invalidi parziali. Questa è una palese ingiustizia, ci siamo immediatamente mobilitati su questo, a livello nazionale la CGIL, lo SPI unitariamente ha chiesto un incontro immediato, avrebbe dovuto esserci ieri pomeriggio l'incontro a Roma, invece ieri mattina fortunatamente insomma il direttore dell'INPS Nori ha fatto una circolare nella quale si dice beh no, sarebbe da applicare in questa maniera ma la ritiriamo questa indicazione insomma di considerare anche il reddito del coniuge per dare questo assegno agli invalidi, che poi è un assegno insomma di 275 euro, insomma intorno ai 270-280 euro mensili, non stiamo parlando di cifre astronomiche, e anche qui insomma è stato un modo di agire insomma a mio avviso e a nostro avviso come SPI-CGIL assolutamente irrispettoso degli invalidi, irrispettoso, perché stiamo parlando di invalidi civili tra l'altro, infatti, al 100%. E qui ho dei dati, in Veneto gli assegni di invalidità erogati sono 46.073, esatto. Invece 125.216 le indennità di accompagnamento in Veneto. Sì, le indennità di accompagnamento sono da distinguere dagli assegni di invalidità, allora 46.000 in Veneto gli assegni di invalidità. Le indennità di accompagnamento vengono date a quelle persone completamente non autosufficienti, coloro che non sono in grado di provvedere a se stesse, e sono oltre 126.000, ho scritto, esatto, sì. È che per i numeri poi io li scrivo, poi non è che li memorizzo. Beh, comunque 125.000, insomma, sono numeri rilevanti. E l'indennità di accompagnamento invece non è legata al reddito posseduto dalla persona. Una volta che viene accertata la non autosufficienza viene dato indipendentemente dal possesso di qualsiasi reddito. Conseguentemente cosa era successo? Cosa si rischiava? Era successo che gli assegni di accompagnamento non erano stati toccati, erano stati toccati gli assegni di invalidità per le persone invalide al 100%. Ecco, l'assegno di invalidità, e quindi insomma era stato probabilmente qualcuno, magari considerando anche il reddito del coniuge, avrebbe visto decurtato o addirittura cancellato l'assegno, che mi sembra insomma un riconoscimento doveroso a persone che hanno un'invalidità del 100%. Quelli che poi realmente ce l'hanno, perché se si teme che ci possano essere delle frodi. No, ma le frodi, l'INPS ha messo in moto tutti gli strumenti per far emergere le frodi, sta ancora lavorando, noi siamo d'accordo che si lavori perché le frodi assolutamente non le condividiamo, anzi sono da combattere, però detto questo bisogna avere un grandissimo rispetto per questa tipologia di persone. Assolutamente. Allora, torniamo su questi argomenti, direi di andare prima in pubblicità pochissimi secondi, poi ritorniamo insieme e vediamo di affrontare anche la questione delle pensioni, del blocco della rivalutazione che interessa moltissime persone. Ah, certo. Ecco. Allora, andiamo a toccare adesso i lati dolenti. Vi ricordo che naturalmente se avete qualche cosa da dire potete approfittarne, quindi dire la vostra opinione. Queste benedette pensioni, questa riforma Fornero che non è piaciuta a moltissime persone, ecco, questo vediamo subito questo messaggio che è arrivato così. Un pensionato che ha l'accompagnatoria per demenza senile totale ha diritto anche ad un'indennità di invalidità? Beh, qui dipende dal reddito posseduto. Dipende dal reddito posseduto, sì. Quindi bisogna vedere, magari bisogna rivolgersi appunto... Basta andare in uno dei nostri uffici dello SPI-CGIL o al patronato INCA, dove sono super specializzati e
gli sarà data insomma la risposta, proprio perché bisogna vedere che tipo di reddito ha già. Ecco, quindi questa è Sì. la problematica. Dicevo appunto questa riforma che da un lato ha prolungato l'età per andare in pensione, ha cambiato comunque il sistema, è diventato a questo punto contributivo, più contributi versi, tutto però sembra molto paradossale se attuato in un momento di crisi come questa. Fosse stato in un altro momento, in un altro contesto, ci poteva andare anche. Adesso che i giovani trovano lavoro sempre più tardi, che quindi la somma del totale arriverà a chissà che cifra esigua, perché quel sistema contributivo, quanti contributi puoi versare? Ben pochi. E c'è bisogno di posti di lavoro e gli anziani andranno sempre più tardi, terranno con i denti, con le unghie il loro posto, quindi ci sarà difficilmente un turnover. E poi questo blocco della rivalutazione delle pensioni, che in un momento di grande difficoltà in cui tutti devono pagare tasse, sovratasse, tutti, sempre i soliti noti, si va a prelevare sulle tasse e sovratasse, risulta ugualmente oneroso. Quindi sì, le vostre posizioni. A proposito delle tasse, mi trovo a dirlo spesso i lavoratori dipendenti e pensionati non possono fare gli evasori o sottrarsi al pagamento delle tasse, perché prima di mettere mano nel loro stipendio, nella loro pensione, insomma, le tasse vengono trattenute. Ma al di là di questo, solo un accenno. È vero, siamo in un momento di crisi molto grave e questo è innegabile, e in un momento come questo davvero noi siamo attentissimi, perché intanto i pensionati e le pensionate hanno avuto la rivalutazione della loro pensione per il secondo anno consecutivo. Dal 2012 anche per tutto il 2013 sono state rivalutate le pensioni soltanto fino a 3 volte il trattamento minimo. 3 volte il trattamento minimo sono 1.443 euro mensili lordi. Oltre questo non sono state rivalutate. In Veneto su 1.200.000, oltre 1.200.000 pensionati, quasi il 70% hanno avuto la rivalutazione, il 30%, poco più del 30%, sono stati esclusi da questa. Noi abbiamo fatto un conto. Allora, intanto premetto una cosa: la rivalutazione delle pensioni quest'anno è stata del 3% e viene calcolata in base all'aumento di quello che è stato l'aumento del costo della vita. Gli studi hanno stabilito che l'aumento che viene dato alle pensioni non copre l'effettivo aumento del costo della vita che c'è stato, perché vengono calcolate in un modo un po' diverso rispetto a quelli che sono i consumi dei pensionati. Perfetto, torniamo su questo discorso e teniamolo fermo un attimo. Sì. C'è una telefonata in attesa. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Bassano, mi chiamo Domenica. Scusi, quando chiedo alla regia si alzano i volumi in studio così possiamo sentirla bene. Da Bassano, perfetto, dica tutto. Siccome io sono del 52 e con la riforma Fornero adesso sto facendo domanda per la pensione contributiva e non più retributiva, volevo chiedere all'esperta che avete là. Io avevo provato con la pensione di invalidità per tutti gli acciacchi che ho. Mi hanno dato 46 punti di invalidità. Allora ho provato a chiamare i vari patronati e mi è stato detto che 46 punti vuol dire 0. È proprio così o cioè non c'è riduzione di orario, non c'è niente praticamente? Volevo chiedere a lei certo se sa qualcosa di più, insomma. Grazie, sì. Vediamo subito, grazie molte della telefonata. Intanto io alla signora consiglio però di andare personalmente al patronato Inca, al nostro patronato Inca, per così andare là, insomma, e far vedere tutta la documentazione, però così senza fare altre domande, insomma, le hanno risposto correttamente, insomma, col 46%. Però signora, io le consiglio davvero di andare al nostro patronato, perché possono prendere in considerazione anche il tipo di lavoro che lei sta facendo e quindi insomma potrebbe essere che capendo meglio, andando più a fondo della sua questione, le si possa dare anche una domanda, insomma una risposta, mi scusi, più adeguata a quella che è la sua domanda. Può avere il tipo di lavoro, per esempio? Potrebbe essere che ha un lavoro considerato molto pesante, per cui potrebbe essere spostata da una mansione pesante a una mansione più leggera, meno faticosa.
però adesso non conoscendo bene, insomma, consiglio proprio alla signora, insomma, di rivolgersi al nostro patronato. Di analizzare tutto il caso, la situazione specifica e il ruolo nello rivestito in specifico, azienda. sì. Va bene, quindi questa è la risposta alla signora. Dopo, se ci sono altre telefonate per altri tipi di domande, cerchiamo di dare delle risposte. Tornando al discorso quindi delle pensioni che stavamo affrontando. Stavamo dicendo della rivalutazione, della rivalutazione al 3%, che però insomma in effetti il costo della vita è aumentato molto di più, non copre. Studi fatti dal nostro sindacato ma anche da altre associazioni hanno proprio stabilito che le pensioni negli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni, perché sono studi fatti a ritroso dal 92 ad oggi, hanno stabilito che le pensioni hanno perso una elevata percentuale di potere d'acquisto, si parla del 20%, qualche studio parla anche del 30%, quindi anno dopo anno comunque anche le pensioni che vengono rivalutate perdono una parte del loro valore. E adesso pensiamo che le pensioni oltre le 3 volte il minimo, quindi oltre le 1.443 euro mensili, non hanno nemmeno diritto a quella rivalutazione lì minima. Questa è una cosa, vabbè, non commentabile. Un'altra telefonata, sì, pronto? Sentiamo. Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Angela. Angela, da dove chiama? Chiamo dalla provincia di Frosinone. Sì. Io ho sempre qualcosa da chiedere, sono un po' fissa nella vostra trasmissione e ringrazio in anticipo della risposta che mi darete. Allora, sono 2 le domande che io vorrei fare. La prima, ho ricevuto la pensione del gennaio rivalutata, adesso ho sentito la signora che ha parlato della rivalutazione. Io volevo proprio chiedere se è stato un conguaglio oppure se rimane fissa questa mensilità, perché alle volte penso sempre che una volta ti danno, una volta ti prendono, non sono mai sicura di quello che fanno, perciò ho avuto questo aumento. Una è la domanda. La seconda domanda è un'informazione che voi mi darete sicuramente. Ecco, una persona che non ha mai lavorato e che vive in disagio, perché figuriamoci, questa è di mia conoscenza, ha 61 anni perché è del 59, volevo sapere se ha il diritto, diciamo per così dire, anche se non ha mai lavorato, se ha un diritto di avere una mensilità, un mensile sociale o qualcosa del genere. Chiarissimo signora. Vi ascolto oppure... Certo. Sì, lei ci ascolti per televisione, vediamo di darle subito la risposta. Grazie del suo intervento. La telefonata di questa signora mi dà modo di spiegare una cosa. Allora, con la rata di gennaio i pensionati prenderanno un qualcosina, poco di più rispetto a quello che poi andranno a prendere a febbraio e a marzo di pensione, perché ogni anno il tasso di rivalutazione è provvisorio. Allora, nel 2012 le pensioni erano state rivalutate al 2,6%, perché vengono rivalutate a novembre, viene fatto il calcolo della rivalutazione a novembre e quindi si fa una stima di quella che sarà poi l'effettivo aumento dei prezzi a novembre e dicembre. A fine anno dell'anno dopo poi fanno il calcolo effettivo e dal calcolo effettivo è risultato che avrebbero dovuto essere state aumentate del 2,7%, quindi di 1,01% in più. Quindi l'INPS con la rata di gennaio dà l'aumento del 3%, che è quello provvisorio per il 2013, più gli arretrati rispetto a questo 0,1% spettante per l'anno 2012. Quindi la signora ha fatto la domanda giusta. Non vi allarmate se vedete questa piccola differenza, uno 0,1% su una pensione sono pochi euro, però ci saranno questi pochi euro di meno nella pensione di febbraio. Quindi il dolore della signora è corretto. Era corretto quanto ha detto. Invece per quanto riguarda l'altra domanda che faceva la signora, sì, è vero, coloro che non hanno versato contributi e che comunque non hanno mezzi di sostentamento
hanno diritto ad avere l'assegno sociale. Però solo a 65 anni e 3 mesi a partire da quest'anno, quindi per il caso che segnalava la signora, questa persona che è del 1959 deve aspettare quando compirà i 65 anni più 3 mesi a partire dal 1 gennaio del 2013, ma sappiamo che dal 1 gennaio del 2016 vi sarà un'altra aggiunta di 3 mesi per l'aumento della speranza di vita e quindi la signora in questione potrà avere l'assegno sociale a 65 anni e 6 mesi. Anche questa non è che sia una cosa galvanizzante, purtroppo. Un'altra domanda, è arrivato sono arrivati un paio di messaggi. Uno faceva i complimenti a Maria Piestarello per troppo gentili, per dare delle risposte ai telespettatori che hanno bisogno appunto di avere delle delucidazioni, e invece chiedeva per quanto riguarda i giovani che hanno questi contratti a termine, che poi fino a che giovani fino a 40 anni, quella dei giovani prenderanno la pensione, chiedeva che tipo di pensione prenderanno. Per quanto riguarda i giovani, allora intanto ricordo che la riforma Fornero ha variato l'età pensionabile sia per avere la pensione di vecchiaia sia per la pensione che una volta era chiamata pensione di anzianità, adesso invece si chiama pensione anticipata. Ha variato l'età e quindi una persona potrà andare in pensione di vecchiaia a 66 anni e 3 mesi adesso, però poi gli anni, come dicevo prima, aumenteranno per effetto dell'aumento della speranza di vita. Per la pensione anticipata lo stesso, si potrà andare in pensione a partire da adesso a 42 anni e 5 mesi di contributi versati, oppure per le donne 41 anni e 5 mesi di contributi versati a partire da quest'anno. Ma il nodo dolente, la nota dolente, scusatemi, è quella che riguarda i giovani. La crisi è terribile, l'abbiamo detto prima, i giovani non trovano lavoro, le statistiche ci dicono che i giovani oltre il 30% sono senza lavoro, quindi è veramente un dato veramente molto alto. Ci preoccupa perché anche i giovani più fortunati, quelli che trovano lavoro, lo trovano magari precario, mal pagato, come collaboratori, che sappiamo che hanno contributi bassi pagati, e che dal 1900, da coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio del 1986, contano soltanto ed esclusivamente i contributi versati per fare il calcolo della pensione. Quindi va per niente ci bene. preoccupa la pensione dei giovani. Proprio la CGIL, che ha molto a cuore questo argomento, sta ragionando su una pensione contributiva di garanzia proprio che vada a colmare quei periodi di vuoto nella carriera lavorativa di quelli che sono i giovani di adesso, insomma, e che un domani, quando andranno in pensione, avranno comunque diritto ad avere un reddito che consenta loro una vita dignitosa. Assolutamente. Allora, riflettiamo su questi aspetti, poi dobbiamo tornare anche su altre cose che sono altrettanto importanti. Pubblicità, pochi secondi. Allora, abbiamo subito una telefonata. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Belluno, Ponte nelle Alpi. Ponte delle Alpi, benissimo. Bella località. C'è neve? Poca, adesso si è messa anche la pioggia assieme e sta scomparendo di nuovo. Ho capito, bene. Dica tutto. Allora, io ho sentito la telefonata dell'altra signora prima, no? Io ho mia moglie che ha i stessi problemi, gli hanno dato il 46, perché c'ha il morbo di Addison e poi c'ha questo mal di testa che è veramente terribile perché gli viene anche 3-4 volte al mese prima. Adesso prende delle medicine che sono molto forti e sì e no, viene una volta ma poi si mette a letto perché non sta bene e così. E mi hanno risposto che non ha diritto di niente. Io ho una pensione di 1.100 euro. Che non ha, scusi, che le hanno risposto? Sì, che non gli danno, sì, ha ricevuto la carta e hanno detto che ha questo 46%, certo. E che praticamente è come niente, insomma. Adesso paghiamo i 13 euro della pensione che dicono per la casalinga. Mia moglie ha sempre fatto la casalinga, è sempre stata attenta ai bambini
e non ha mai chiesto niente a nessuno. Adesso si trova in questa situazione e non gli danno niente neanche ancora. Allora io dico, ma perché obbligano la gente a pagare quando che una donna ha problemi non gli danno niente? Bisogna che abbia il 75%. Cosa devo portarla in giro con la carriola allora? No, perché non capisco mica io queste leggi. No, infatti. E dopo, scusi, un'altra cosa. Questa diciamo è una cosa politica. È una cosa politica. Io dico, allora a noi non ci danno l'aumento, perché io ho ricevuto, in 8 anni ho ricevuto, mi sembra, 7-8 euro di aumento. No? Questo, con 1100 e qualche cosa di euro al mese. Allora io dico, riguardante agli extracomunitari che hanno detto che hanno asilo politico, hanno così, ma io dico, ma allora prendono la pensione anche loro sociale o cosa è questa faccenda? Perché a questo punto mi vergogno di aver lavorato. Vorrei una risposta da questa signora che adesso è inquadrata della CGIL. Grazie del suo intervento, grazie molte. Prego, Maria Pestarello. Sì, parto dall'inizio. Questo signore ha spiegato la questione della moglie. La moglie, a quel che ho capito, non lavora, mentre differentemente dalla signora di prima, la signora lavora, quindi potrebbe avere insomma dei benefici per quanto riguarda il suo ambiente di lavoro, avendo un'invalidità del 46%. Sì, è vero, non spetta niente a questa signora, eventualmente quando avrà oltre i 65 anni, però in questo caso considerano il reddito del marito. Se il reddito del marito è entro un certo limite, potrebbe avere diritto all'assegno sociale dato agli indigenti. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che faceva riguardo alle persone extracomunitarie che risiedono, vivono stabilmente in Italia, dopo almeno 10 anni di residenza effettiva e se permane la loro residenza in questo paese, hanno diritto all'eventuale assegno sociale, ma è tutto da dimostrare. Insomma, devono avere il permesso di soggiorno da più di 10 anni e naturalmente vivere qua, e quindi sono equiparati anche i cittadini che vivono nel nostro paese. Ecco, per quel che riguarda la situazione dei profughi è diversa. Ed è un altro. I profughi hanno più agevolazioni per quanto riguarda l'ottenimento del permesso di soggiorno, ma per queste questioni è uguale. C'è la stessa normativa. Allora stanno arrivando diversi messaggi. Allora si va a ben aumento della speranza di vita. C'è chi ha fatto lavori devastanti per la postura, già di 50 anni sono a pezzi, non arriveranno alla pensione. E un altro messaggio che diceva che ci sono famiglie che vivono alle spalle di pensionati anziani che sono tartassati, perché poi ovviamente chi ha un reddito certo è quello che deve pagare fino all'ultimo. Mi si consente di dire che in questo momento di crisi spesso gli anziani sono diventati l'ammortizzatore sociale all'interno delle famiglie, perché la pensione, pur bassa, pur rivalutata in maniera assolutamente inadeguata e insufficiente, ha consentito alle famiglie di sopravvivere laddove magari un componente della famiglia ha perso il lavoro. Un'altra telefonata, pronto? 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 È in linea, dica tutto, da dove chiama? Buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo dalla provincia di Vicenza. Dica, parli pure, se ci ascolta. Sì, io ho 47 anni, ho sempre lavorato, ho circa 30 anni di contributi. Deve abbassare il volume, signora, perché sennò sente l'eco e non riesce a capire. Sono al cellulare, no. Ah, va bene, dica pure. Lei parli tutto, racconti tutto e poi le diamo la risposta. Sì, allora io dal 30 di giugno del 2012 avevo un contratto a termine che è terminato e non... Allora facciamo così, siccome non riusciamo a sentire la signora e ha questo eco che percepiamo, vediamo se dalla regia riescono a richiamarla e nei pochi minuti restanti le diamo anche di rispondere. Signora, metta giù il telefono che vediamo di richiamarla subito. Maria Pestarello, intanto chiudiamo la questione. Io volevo chiedere, mentre riprendiamo la signora, quanto ci rimettono quelli che hanno magari 3 volte il minimo della pensione?
Ah beh sì, ed è quel 30% di pensionati del Veneto che sono esclusi dalla perequazione perché hanno le pensioni superiori a 1.486 euro mensili lordi. Ci rimettono parecchio perché intanto il blocco della rivalutazione ha riguardato tutto il 2012 e riguarda tutto il 2013. Allo stato attuale, sempre che non intervengano leggi a bloccare questo, comunque sia, dal 1° gennaio del 2014 le pensioni, secondo una norma contenuta nella legge di stabilità, saranno perequate fino a 6 volte il trattamento minimo e quindi insomma verranno perequate fino a 2.900 euro mensili lordi. Ma detto questo, tornando a coloro che invece la rivalutazione non l'hanno avuta, faccio un esempio per esempio di un pensionato con 1.500 euro mensili lordi. In questi 2 anni, per effetto di quello che non ha preso perché non gli è stato dato il riconoscimento, perderà 1.500 euro. Alla facciaccia, sì. alla facciaccia, se sono soldi. Che non recupererà. Ecco, almeno non è previsto niente per fargliela recuperare. Questa è l'equità. Abbiamo recuperato forse la signora. Pronto, sì. Signora in linea, ci racconti. Abbiamo 47 anni, 31 anni di contributi versati. Sì, io sono in disoccupazione, cioè ho finito il 30 giugno di lavorare, avevo un contratto a termine che non mi è stato rinnovato, sono in disoccupazione e innanzitutto volevo chiedere adesso che hanno cambiato con la legge Fornero che c'è l'ASPI, se c'è qualche proroga della disoccupazione. Sì. Sì. E poi, siccome ho avuto diversi interventi e ho problemi di salute, se c'è qualche possibilità di avere comunque un aiuto economico in qualche modo, insomma, rivolgendosi da qualche parte. Chiarissimo. Grazie signora, vediamo di cercare di dare una risposta rapidamente. Sì, per quanto riguarda la proroga della cassa integrazione io non sono in grado di rispondere alla signora, ma può rivolgersi al sindacato della sua categoria, insomma alla CGIL e chiedendo insomma di chi si occupa della categoria, non so se è lavoratrice dell'industria, per esempio è la FIOM, se la signora lavora nei servizi è la FILCAMS CGIL, in ogni caso se si rivolge a una nostra sede le sanno rispondere in merito a questo. Invece per quanto riguarda la pensione e la questione dei problemi di salute che ha la signora, se dovesse avere una invalidità accertata eventualmente può ottenere, intanto la signora bisogna dire che ha oltre 30 anni di lavoro di contributi versati, pertanto non dovesse più lavorare ha diritto alla pensione di vecchiaia facendo un minimo di conteggio insomma quando avrà sui 67 anni, ma signora per sapere esattamente voglio dire deve andare dal nostro patronato così con la sua data di nascita eccetera, potrei farlo anch'io qui ma ci vuole tempo e non è questa la sede adatta. E potrà avere la pensione comunque perché con la riforma Fornero bastano 20 anni di contributi versati per poter avere la pensione di vecchiaia e se quando si arriva all'età di vecchiaia, quando si arriva però all'età il prospetto per la signora saranno i 67 anni anche oltre per effetto della speranza di vita. Invece voglio dire un'altra cosa, allora quando la riforma Fornero adesso ha stabilito che il minimo contributivo per andare in pensione sono 20 anni di contributi versati. Si può andare in pensione anche con almeno 5 anni di contributi versati, solo però nel sistema contributivo, solo per coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio dell'86, anche con soli 5 anni, però a raggiungimento dei 70 anni di età. Questo prevede la riforma Fornero. Con un minimissimo comunque. Esatto, c'è però... Velocissima che siamo in chiusura? Proprio velocissima. Ci sono tante persone, che sono donne specialmente, che avevano 15 anni di lavoro al 31 dicembre del 1992 e che hanno lasciato il lavoro o con 15 anni di lavoro, contributi versati o anche ottenendo l'autorizzazione ai versamenti volontari. Per queste persone qui l'INPS
ha emanato una circolare, queste persone non hanno più diritto ad avere la pensione quando avranno l'età di vecchiaia. Noi ci stiamo mobilitando, abbiamo anche promosso una raccolta di firme, quindi andate nelle nostre sedi dello SPI CGIL a firmare, perché pensiamo che sia assolutamente una cosa da contrastare. Gli è stata assicurata che con 15 anni, raggiunta la pensione, l'età della vecchiaia, sarebbero andati in pensione. Insomma, questa retromarcia assolutamente noi la contrastiamo. Perfetto. Ricordiamo la manifestazione al Teatro Torniolo di Mestris, febbraio del 2013, i pensionati CGIL, CISL e UIL in piazza per difendere il welfare contro il taglio annunciato dalla Giunta regionale alle prestazioni definite extra LEA, cioè livelli essenziali di assistenza sanitaria. Parleremo comunque anche in seguito. Grazie Maria Pistarello, grazie a voi di averci seguito. Non abbiamo potuto rispondere a tutti, ma cercheremo di farlo magari in prossime occasioni, e naturalmente noi ci vediamo questa sera alle 21 per il dibattito di politica e attualità con i nostri ospiti. Parleremo di fisco, fiscalità, tasse giuste o ingiuste e prospettive, quello che ci si aspetta. Non perdete l'appuntamento questa sera in diretta. Buona giornata.